Superbonus colpiti e affondati. Il governo dà lo stop alla cessione dei crediti e anche in Veneto la reazione è durissima. L'edilizia è un settore in crescita che rischia di subire una drammatica frenata. L'impatto della decisione presa dal governo apre a scenari economici pericolosi con ricadute sociali pesantissime. C'è un rischio di un problema sociale e di un fallimento di tantissime imprese. Confartigianato lancia l'allarme. Pur rimanendo i bonus fiscali, il blocco della cessione dei crediti e dello sconto in fattura verosimilmente ridurrà fortemente l'interesse degli italiani a eseguire i lavori sulle loro abitazioni. Di conseguenza il mercato diminuirà sensibilmente, mettendo a rischio tantissime imprese con ricadute anche sui posti di lavoro. Il comparto dell'edilizia potrebbe avere una ripercussione negativa, rischiando anche di diminuire tutta la mole di lavoro che c'era in atto o rischiando anche qualche cassa integrazione. Il tema dell'edilizia è un tema molto forte per tutto il nostro paese, perché quando girano le gru gira anche l'economia di tutta quanta l'Italia. C'è da dire che il settore fino ad oggi è stato spinto dai superbonus e Confartigianato aveva già criticato l'aliquota del 110%, considerata troppo elevata. Noi abbiamo sempre condiviso il fatto che ci sarebbero voluti dei tempi più lunghi e delle aliquote meno gravose, anche per lo Stato. E così il governo, per salvaguardare i conti pubblici, fa un passo indietro e blocca la cessione dei crediti e lo sconto in fattura per chi inizia l'iter per l'esecuzione dei lavori da questo momento in poi. Resta solo la strada della detrazione d'imposta. Confartigianato Vicenza quindi lancia un messaggio forte e chiaro. Ho sentito il ministro Giorgetti che ha dichiarato che le scelte del governo precedente sono state scelte scellerate. Attenzione, perché le scelte che vengono fatte da questo governo non devono mettere a repentaglio le imprese, ma soprattutto le famiglie.